Saluto a tutti e Compaqui non TRCFM, settimanano assieme in abbieve di Ugasaconi, una prima tappa in paese di Abanta Quadela, maridroa un meredia comuna che dedino Purcadio di René Gatagega, o ridroemo subito in usobaisolo di Abanta. RCFM e Campacui. Io sto per Abenta, mon paese c'è due paesi, c'eremo Abenta e l'Acquadela. Io sto per Abenta. Sono stato eletto, facevo due mandati, facevo il secondo mandato che faccio. E abbiamo cercato di fare un'equipa ai giovani per far avanzare l'affare e abbiamo quei mesi che abbiamo fatto una meria. Abbiamo fatto una meria, abbiamo comprato un battimento, abbiamo fatto una meria, abbiamo un appartamento. Allora, abbiamo cercato di fare un altro che resta a fare, tanto l'è andata bene qui. Un carriera è giunto qui, un modo era un mere senza me, e abbiamo riviato di geremo a Sigvida. Un mozzino ai borci qui mi ha sempre appassionato, e mi ha sempre aiutato e mi è piaciuta. E in 2010 ho fatto un anno di congedo di formazione e ho fatto CPS in corti e dopo ho aiutato un'esploitazione anch'io e ci aiutiamo, facciamo insieme e mi dà una corre questa di continuare a seguire la tradizione e la charcuteria come ho sempre fatto in famiglia. Siamo una cinquantina di iscritti, c'è una trentina di persone all'andata. Ci vorrebbe così più appena aiutati per tenere nella ruralità, per cercare di fare che la gente si possano installare e che li possano campare un paese in noi, perché tutto cresce e dura bere lì noi di fare lo sforzo di andare a lavorare lontano. È complicato per tutti. Et demain, deuxième étape, des Compaqui dans la pays du Gasaconi. Nous serons à Ortibourg pour cette deuxième étape. Nous irons à l'épicerie du village, retrouver Paul Orsini qui a ouvert cette épicerie avec sa compagne Cassandra qui, elle, est gérante donc de ce commerce. On retrouvera Paul Orsini pour nous parler de cette belle aventure demain pour notre deuxième étape des Compaqui dans la pays du Gasaconi. À domani. RCFM e Campacui.